Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, eccoci pronti a cercare un'altra partita, un altro avversario, vediamo oggi cosa succederà e andiamo! Abbiamo lanciato una sfida, vediamo chi accetterà. Ok, un giocatore Maestro Fede 2345 e andiamo, abbiamo il bianco. Forza, E4, C6, difesa Caro Khan. Ok, giochiamo di 4, di 5, catturiamo. Questa è una struttura Hasbrad invertita. Vediamo un po' come andrà. Ora voglio mettere... Ok, ora ha giocato la donna in C7, giochiamo H3 per poi fare cavallo F3, arrocco, torre 1. Non voglio dare grandi di caselle di sviluppo a questo alfiere. Ok, ora giocherà alfiere F5, pazienza, è una concessione che siamo disposti. Ok. Cavallo F6, ok, alfiere F5, va bene, a questo punto giochiamo torre E1, continuiamo lo sviluppo. Ora alfiere per D3, donna per D3, va bene, ok, alfiere G7. Va bene, ora bisogna continuare lo sviluppo dei nostri pezzi, quindi potremmo giocare, non so, cavallo D2 per esempio, oppure potremmo provare a dare un senso anche a questo alfiere. Diciamo che il cavallo D2 mi piace abbastanza. Giochiamo cavallo D2, dai. Pensiamo dopo cosa fare con questo alfiere qua. Va bene. A questo punto giochiamo G3. Voglio giocare Re G2. Magari gioco H4. So che è un piano poco standard in questa posizione, però voglio proprio vedere cosa gioca il nostro avversario. Se gioca I5 sarei contento di giocare contro un pedone isolato. Re G2. Ok, se gioca I5 siamo pronti. Ok. A questo punto ho giocato A6, vediamo, potrei giocare magari, sto pensando cavallo E5, però non è nemmeno una mossa che desidero eccessivamente giocare. Giochiamo H4 per vedere come continua. Magari metto il cavallo in G5. Ok, qua ho giocato B5, va bene, potrei provare a giocare B4 per mettere magari un cavallo in B3. Ok, proviamo a giocare cavallo G5, proviamo a mettere tutti i pezzi in quest'ala. Voglio vedere un attimo come continua questa posizione perché sono un po' curioso. Magari gioca H6, non lo so, però H6 potrebbe indebolire leggermente la sua posizione. Ok, B4, va bene, ok, cavallo F3. È vero che si potrebbe indebolire un pochino, no? La nostra posizione, B per C3, B per C3. È vero che il nostro pedone è un po' debole, però facciamo finta che il nostro cavallo arrivi qui. Ok, va bene, adesso potrei giocare magari alfiere A3, no? Magari, per occupare questa diagonale, cosa ne pensiamo? O alfiere F4, non so se giocare alfiere F4, anche alfiere F4 e poi cavallo E5. Vediamo un attimo alfiere A3. Alfiere A3 non sembra male. Volendo potremmo mettere l'alfiere in C5 per chiudere la colonna C. Potremmo avere piani come torre H1, H5. Vediamo. Ovviamente la posizione è molto rischiosa, però dobbiamo essere pronti, no? Anche al rischio qua. Vediamo che sorprese ci aspettano in questa posizione. Ok, cavallo D7. Forse leggermente passiva. Adesso domanda, posso giocare H5 o no? Vediamo se posso. Però forse riesco ad attaccarlo. Ok, ora posso giocare un sacrificio di questo tipo. Sarebbe troppo bello, no? Per essere vero. Vediamo? Attacco? Non lo so, non riesco a calcolare tutto. Ci affidiamo all'istinto e andiamo. Non so se funziona, ma con così poco tempo potrebbe funzionare. Diciamo che almeno ci divertiamo. Ok, scacco. Però ora ho tanti pezzi, no? Che lo attaccano. Quantomeno sarà divertente, no? Questa posizione. Poi gioco cavallo G5, donna per G6. Ok. Va bene, adesso meglio iniziare con cavallo G5 oppure meglio iniziare con... o meglio iniziare magari con torre H1. Torre H1, diciamo, iniziamo con cavallo G5 e andiamo. Cavallo G5, donna per G6. Ora dovrei avere un discreto attacco se non vado errato. Ok, cavallo F6, va bene. Posso giocare cavallo per E6? No, non lo so. Provo a raddoppiare. Potrei giocare torre 3, torre F3. Ok, proviamo a giocare così. Vediamo se tutti i nostri piani funzionano. E ora vorrei raddoppiare.
Va bene, proviamo ora a giocare torre H4. So che è rischiosissimo ciò che sto facendo, ma ormai il dado è tratto. Caspita, avrei potuto mantenere l'alfiere anche. Però va bene, ormai non possiamo più tirarci indietro. Ormai ciò che è fatto, il dado è tratto. Allora la posizione è molto avvincente, torre H8. Ora vediamo se riusciamo a calcolare tutto. Giochiamo torre H8. Tac, ora giochiamo scacco. Giochiamo ops, donna per. E ora diamo matto. Una partita molto vincente. Non so se ho perso il controllo. 7 secondi contro 51. Andiamo a fare una revisione. Io non ho idea dell'attacco. Ho giocato proprio in modo intuitivo. Vediamo cosa ci dice l'oracolo. Ok, qua non so, una partita vincente. H3, G6, cavallo F3. Vediamo se era un immortale, cosa di cui dubito, oppure una gran partitaccia. Diamo torre 1, alfiere per, donna per. Forse sono rimasto senza piano. Ok, sì, qua forse cavallo E5 potevo giocare, ma al motore piace anche la mia cavallo di 2. Andiamo G3, non so, mi sono inventato il piano. Torre 8, re G2. Ok, A6. E a questo punto ho giocato H4 per provare a creare un attacco, non so se è buona. Lui gioca l'attacco di minoranza, è tipico, di solito si gioca a colori invertiti, questo piano è Cora. Spesso si possono giocare piani tipo B4 per provare a fermare tale attacco, ma io ho provato a giocare cavallo G5 che ancora non so se è buona. Al motore non piace, dice che può creare un pedone isolato, ma ormai sono 1 minuto e 40, voglio provare il mio attacco. B4, cavallo F3, avanti tutta, B per C, B per C, e qua sì, potrebbe creare pressione sulla colonna, non so, lui qua gioca E6, non è una mossa che... Qua potevo giocare alfiere A3, alfiere F4, il motore piace, ecco il mio altro piano infatti era alfiere F4, cavallo E5, ma poi ho optato per alfiere A3 perché, per esempio qua, una delle idee è che non potrà più tornare con la torre in F8, qua doveva cacciarmi via, qua obiettivamente, sì, obiettivamente stava meglio lui, io pensavo di giocare cavallo F4, H5, però il motore è impietoso, probabilmente vede la mia debolezza in C3 e ha vantaggio. Però, ok, diciamo con così poco tempo volevo giocare per l'attacco, no? Quante volte sacrifichiamo un vantaggio posizionale perché sto giocando a 3 minuti, devo provare, no? A complicare la vita, a tirargli addosso un po' i pezzi, no? Prima di perdere per tempo, 1 minuto e 20 contro 2 minuti, perché siamo lenti, lo so. Cavallo di 7. Ok, H5, non gli piace il motore cavallo di 7 perché toglie un difensore dall'ala di re effettivamente. Ok, qua gioca cavallo A5, ecco ora non lo so. Ecco, il motore dice che cavallo per H7 vince. Wow, cavallo per H7 vince. In realtà H per G6 era più semplice, no? Potevo giocare più posizionale, però cavallo per, vediamo, re per, H per G6. F per, cavallo G5, re G8. Ok, a questo punto donna per G6. Cavallo F6, ecco, ora questo piano. Ora avevo 39 secondi, torre H1. Il mio piano qual è? Il mio piano, dopo cavallo C4, ho giocato torre H4 che non so se è buona. Sì, il motore dice ancora che vince. Wow, sì, effettivamente, sì, lo sapevo. Ho avuto un risentimento perché avrei potuto giocare alfiere C5, re intrappolata e la mia manovra è imparabile. Cioè, qua si vede a occhio che è un attacco terribile, no? Torre H4, torre H1 e voglio dare matto. Per esempio, non so, lui vuole attivarsi. Questo, non so, lui si attiva, no? Torre H8, ora lui non può fare nulla perché io minaccio torre H8 matto, è tutto inchiodato, non può scappare. Cavolo, sarebbe stato meglio giocare ma non ho il sangue freddo, io voglio continuare a dare matto. L'opera 3, torre H1, ora se non fa nulla, per esempio se muovo una torre do matto perché l'alfiere è inchiodato. Quindi lui prova a scappare. E qua probabilmente sono impreciso. Qua il motore dice che si vince con torre F4, la torre controlla la F, poi attiverò la mia torre in H7, tutto inchiodato e dovrei vincere. Chiedo scusa, non sono riuscito a colare questa cosa, ho giocato torre H8 che è sbagliata secondo il motore, sbagliatissima. A questo punto torre per H8, re, ho 15 secondi contro 54, adesso do scacco, re di 6, donna per F6. A questo punto lui perde la calma, pensa che il peggio è passato, pensa che mi sono
sbagliato e ho 8 secondi contro 52. Ho sbattuto via un attacco da più 11. Lui potrebbe difendersi dal matto, giocare, non so, donna D7, no? Donna C8, difendere 6, ma si rilassa, cattura in H8 e qua questa è la sua rovina. Donna per E6. Donna per E6, matto. Un pedone è un pedone, no? Matto è matto. Donna per E6 è una mossa che deve essere buona. Quindi partita rocambolesca. A volte anche questi bluff, soprattutto con un tempo molto limitato, possono funzionare. Alla prossima, ragazzi.